Cari amici, buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi al Territorio e quest'oggi siamo a Ogliano. Siamo alla 7ª mostra del Bosco Superiore Rive di Ogliano, un grandissimo ritorno in queste zone e a darci il benvenuto Paola Chies, che è la Presidente della Proloco. Paola, ti ringraziamo dell'invito, grazie mille, noi abbiamo accettato volentieri perché queste zone sono sempre belle da visitare. Si riparte? Sì, finalmente possiamo dire che si riparte. Dopo 2 anni tribolati, finalmente possiamo ripartire con la nostra manifestazione. Già l'anno scorso avevamo fatto una prima prova generale di ripartenza con una versione ridotta della mostra, quest'anno invece torniamo alla vecchia modalità, diciamo, quindi una mostra che è un po' un contenitore di iniziative da un punto di vista vitivinicolo, culturale, territoriale, perché una delle cose su cui puntiamo molto è promuovere il nostro territorio. Ogliano è una piccola frazione qua a Conegliano, non ancora molto conosciuta, noi speriamo che con la nostra mostra arrivi qualcuno in più a scoprire il territorio. La mostra inizia questa sera, il 13, abbiamo diversi eventi organizzati con altre associazioni del paese. La sinergia con le altre organizzazioni è fondamentale quando si organizzano questi eventi, anche dopo appunto un periodo come quello che abbiamo passato, dove purtroppo volontari hanno vissuto anche momenti di difficoltà. Io li ringrazio tutti perché veramente c'è un lavoro fortissimo del volontariato, di tutte le associazioni del territorio, per il fine comune che appunto è la riuscita di questa manifestazione. Abbiamo 25 espositori con 25 cantine, 57 vini presentati. Tutti questi 57 vini presentati sono stati sottoposti a concorso, quindi a degustazione in collaborazione con Assoenologi. La degustazione è stata fatta ancora nella prima settimana di maggio. La bella sorpresa sostanzialmente sono stati i numeri riguardo le grammenzioni, quindi punteggi medio-alti un po' per tutte le cantine e per tutti i campioni ovviamente, e 22 grammenzioni. Non avevamo mai avuto numeri così nelle edizioni precedenti. Contate che sono 3 anni che facciamo il concorso e quest'anno è stato veramente con belle sorprese per quanto riguarda il Rive di Ogliano soprattutto. Rive sostanzialmente non è altro che una denominazione, una sottozona che riguarda quelli che sono i pendii, okay, tendenzialmente lavorati a mano, okay? Quindi pendii impervi con oltre il 30% di pendenza, e lì vengono lavorati i vigneti, quelli che tendenzialmente vengono chiamati eroici, e sono quei vigneti che danno di solito maggior qualità, spiccate qualità per quello che riguarda ovviamente tutto il settore, tutta la parte organolettica, e sono quelli che sostanzialmente sono stati più premiati tra l'altro all'ultimo concorso. Assolutamente sì, è un piacere oggi essere qua a Ogliano per questa inaugurazione che ci voleva veramente. Dopo 2 anni di pandemia abbiamo ripreso a vivere, abbiamo ripreso le tradizioni, abbiamo ripreso anche questo meraviglioso territorio del Prosecco, ce ne stiamo riappropriando come dovevamo fare prima, e ho detto quando ho parlato all'inaugurazione che siamo noi i veri testimoni, tutti coloro che abitano su questo territorio. Dobbiamo diventare ospitali come nel nostro DNA ed accogliere tutti i turisti. Da questa sera al 22 di maggio a Ogliano, presso le ex scuole elementari, vi aspettiamo a braccia aperte.